Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Corse clandestine di cavalli denunciati, 2 organizzatori di Campo Rotondo e Tenneo, che erano anche fantini. Il calesse correva tra gli scooter. Esce allo scoperto il vero obiettivo del killer di Capizzi. Volevano punirmi dopo una lite. Fermati 2 fratelli e il padre che hanno ucciso per errore un sedicenne. Da ex collaboratore di giustizia a capobanda, arrestato Angelo Mascali, già affiliato a Santa Paola Ercolano, accusato insieme a 4 complici di rapine violente ad autotrasportatori. Controlli a raffica delle forze dell'ordine allo Zen di Palermo. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni. Arrestati 3 spacciatori. Il ponte di Messina, le nuove polemiche sulla mancata sostenibilità finanziaria dell'opera e la faglia sismica nello Stretto. Calcio, la vittoria sul Pescara riporta il sorriso in casa Palermo, ma i rosanero adesso devono ritrovare la continuità. E sempre per il calcio, il Catania resta a 1 punto dalla vetta e da domani il gruppo di Toscano comincerà l'avvicinamento alla sfida con l'Altamura. Contro i pugliesi possibile il recupero di Pieraccini. In apertura una notizia appena battuta dalle agenzie. La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano, accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I carabinieri del Rosa hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al GIP per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo il GIP deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. A Catania la polizia ha denunciato i titolari di 2 scuderie del Messinese per aver organizzato lo scorso ottobre una corsa clandestina di cavalli a Campo Rotondo e Tenneo. Adelaide Barbagallo. Cavalli circondati da scooter di grossa cilindrata che suonano all'impazzata e frustati per spingerli a correre alla massima velocità. La gara clandestina che vediamo in questo video risale allo scorso 11 ottobre e si è conclusa prima del tempo per un grave incidente che ha coinvolto uno dei cavalli e alcuni motocicli. Ad organizzarla a Campo Rotondo e Tenneo in provincia di Catania 2 fantini messinesi che, sentendosi il fiato sul collo, le indagini avviate alla polizia con perquisizioni di stalle e scuderie stavano stringendo il cerchio sui 2, si sono presentati spontaneamente con i rispettivi cavalli e calessi. L'analisi del video, che era stato girato da alcuni spettatori durante la corsa, ha permesso alla squadra a cavallo della polizia di accertare la provenienza degli equini. Si tratta di 2 puro sangue inglesi di 5 e 10 anni, valgono intorno ai 15.000 euro, uno francese e l'altro italiano. Entrambi sono cosiddetti scarti di pista, ovvero quando il cavallo non raggiunge i tempi utili per gareggiare in pista viene venduto alle scuderie del territorio italiano ed estero e volta è coinvolto in gare clandestine. Avevano avuto una lite e il killer voleva ucciderlo. È la versione del giovane che si ritiene il vero bersaglio della sparatoria di sabato notte a Capizzi in cui è morto un sedicenne, Giuseppe Di Dio. Sentiamo ancora Adelaide Barbagallo. Spero rimangano in carcere a vita, a dirlo il ragazzo che era il vero bersaglio della sparatoria a Capizzi nel Messinese, costata la vita a Giuseppe Di Dio, un ragazzo di 16 anni morto per sbaglio. Il 12 ottobre, spiega la mancata vittima al TG1, abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate, avevano questa fissazione che mi dovevano sparare. 2 settimane prima, rivela, ero stato minacciato da Giacomo e Mario Frasconai, 2 fratelli fermati col padre Antonio per l'omicidio davanti alla sua abitazione. Mi hanno detto solo ricorda, vieni al cancello, ma non sono andato perché sapevo che avevano questa pistola. Alla domanda se ci pensa che poteva essere lui al posto di Giuseppe, il vero obiettivo della sparatoria, dice sì e mi dispiace tantissimo per la famiglia, ora mi sento più al sicuro. Le indagini intanto proseguono. I carabinieri del comando provinciale di Messina stanno interrogando le persone che sabato sera erano davanti al bar di Capizzi dove è avvenuta la sparatoria.
La procura di Enna ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, 20 anni, che ha sparato con una pistola illegalmente detenuta, e del fratello Mario, 18 anni, e del padre Antonio, 48 anni, che lo hanno accompagnato al bar. Il ritorno a scuola per i compagni di classe di Giuseppe, che frequentava l'istituto alberghiero di Troina, è stato traumatico. È un dolore che non potrà mai essere alleviato, un ricordo che resterà sempre con noi. Era un ragazzo, secondo me, splendido con tutti, scherzoso, sorridente. Questa giovane vita stroncata ha privato tutti noi veramente di una parte di noi, della sua presenza fisica e del suo affetto. Giuseppe sognava di fare il pizzaiolo ed ogni giorno avanti e indietro, attraversando i Nebrodi, macinava 28 chilometri per frequentare la scuola. Sul suo banco fiori e un orsacchiotto. Per il giorno dei funerali il sindaco di Capizia ha annunciato il lutto cittadino. Da ex collaboratore di giustizia a capo banda, arrestato a Catania Angelo Mascali e 4 complici specializzati in rapine violente ad autotrasportatori. Desiree Ferlito. Un ex collaboratore di giustizia, in passato affiliato alla famiglia mafiosa Santa Paola Ercolano, a capo di una banda di rapinatori, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori. Sono le accuse degli investigatori che hanno arrestato alle prime luci dell'alba il capobanda Angelo Mascali e altre 4 persone. Mascali, pentito nel 1998, a cui nel 2023 è stato revocato il programma di protezione per nuove condotte delittuose, secondo la procura aveva messo in piedi una banda costituita da suoi familiari, specializzata in rapine violente ai danni di autotrasportatori attivi nel recupero e commercio di rottami ferrosi. Le intercettazioni degli investigatori hanno documentato 2 episodi. Nel primo, l'autista sarebbe stato rapinato, aggredito con violenza e minacciato gravemente da 4 dei 5 presunti complici e colpito alla testa e al volto con il calcio di una pistola. Nel secondo episodio, l'autotrasportatore, invitato dalla banda a presentarsi nell'azienda per ottenere un pagamento dovuto, verrà successivamente derubato e minacciato di morte da Angelo Mascali. Per lui e per altri 4 complici la procura ha chiesto e ottenuto l'arresto con l'accusa di rapina aggravata e porto illegale di armi. Nuovo blitz delle forze dell'ordine al quartiere Zen di Palermo. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni, arrestati fra l'altro degli spacciatori. Marco Gullà. Un altro blitz nel quartiere Zen, il terzo nelle ultime settimane dopo l'omicidio di Paolo Taormina. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno messo sotto torchio il quartiere alla ricerca di armi e droga e i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio laboratorio artigianale per la fabbricazione di munizioni, al cui interno sono stati sequestrati a carico di ignoti 2 pistole a salve modificate con potenziale offensivo, strumenti per la fabbricazione di colpi d'arma da fuoco e un manuale illustrativo per la relativa produzione artigianale. Ma non solo, nel corso dei controlli sono stati rinvenuti motocicli rubati e restituiti ai legittimi proprietari e poi denunce per furto di energia elettrica, 5 persone denunciate all'autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobile. Questa mattina, nel corso di Buongiorno Sicilia, l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli ha commentato così il nuovo blitz allo Zen. La presenza dello Stato dal punto di vista del controllo è importante. Noi abbiamo visto che anche pochi giorni fa è stato beccato un altro minorenne con un'arma, girano troppe armi all'interno dei nostri territori e quindi siamo molto contenti delle attività chiaramente di repressione che ci sono sul territorio. Dall'altro lato, come amministrazione, abbiamo una forte concentrazione invece sul tema della fragilità sociale ed educativa che all'interno delle nostre periferie è dilagante, che si è accumulata in questi anni e che probabilmente crea delinquenza e marginalità. 2 giovani su una bici elettrica cadono a terra dopo essersi scontrati con un pedone a Palermo e nell'impatto perdono una pistola prontamente recuperata da uno dei 2. L'accaduto è stato ripreso da un esercente che si è recato dai carabinieri, ha mostrato loro il filmato. Grazie a questo video i 2, un 18enne e un 19enne, sono stati identificati e denunciati. Il più giovane è stato trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso. Ancora polemiche sul ponte dello Stretto, si parla di sostenibilità finanziaria e di zona sismica. Sentiamo Francesco Triolo.
Dalla faglia il rischio terremoti ai costi di gestione e manutenzione, una sfida a suon di comunicati, di accuse, di precisazioni. La diatriba sul ponte sullo stretto non si ferma, anzi il fronte del no è ringalluzzito dalla decisione dei giorni scorsi della Corte dei Conti di rispedire indietro il progetto al CIPES. Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sfrutta la pubblicazione di un documento scientifico presentato oggi sulla rivista Science Direct che conferma come l'area in cui dovrebbero sorgere i piloni del ponte sullo stretto presenta faglie sismiche attive. Per questo obbligherebbe al rifacimento del progetto, perché rende completamente superata la progettazione attuale. Questo nuovo studio scientifico, afferma Bonelli, rappresenta un ulteriore allarme che invieremo alle autorità competenti, perché conferma l'irresponsabilità della Presidente Meloni e del Ministro Salvini. Quello dei terremoti però è solo uno degli argomenti contestati, l'altro riguarda il metodo di finanziamento. Così l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha chiarito che non esiste alcun project financing, ma il piano economico finanziario con risorse pubbliche a 13 miliardi e mezzo a fondo perduto che non devono essere rimborsate. Tutto questo per sgomberare i dubbi sollevati sulla sostenibilità economica del ponte sullo stretto. Il discorso è legato ai ricavi attesi dal pedaggio che, ha detto Ciucci, sono unicamente destinati a coprire i costi di gestione e manutenzione e per questo è stato possibile ridurre sensibilmente le tariffe di attraversamento rispetto all'attuale traghettamento. Il pedaggio previsto nel piano economico finanziario per le autovetture è stato compreso tra circa 4 e 7 euro per tratta. Per i tir la tariffa è pari a circa 100 euro, il 20% in meno rispetto al traghetto. A Catania multe a raffica e carro attrezzi in azione davanti all'ospedale Garibaldi Centro. L'offensiva della Polizia Municipale serve ad agevolare l'accesso al pronto soccorso. Tonino De Mana. Multe a raffica e carro attrezzi in azione, è scattata l'offensiva della Polizia Municipale di Catania per liberare l'ingresso del pronto soccorso del Garibaldi Centro da decine di auto in sosta vietata. Un'emergenza nell'emergenza segnalata più volte dai vertici dell'ospedale, visto che parcheggio selvaggio non poteva essere più tollerato in via Filzi. Lunedì scorso, giorno del mercato rionale, avevamo denunciato anche noi l'insostenibile situazione ed oggi prendiamo atto di essere stati ascoltati. In azione il carro attrezzi per rimuovere quest'auto all'altezza dell'intersezione e a ridosso della fermata AMTS. Una trentina di verbali elevati e parvenza di normalità finalmente in via Filzi. L'ottimo lavoro che stanno facendo oggi i vigili urbani è in questa direzione. Si sente una sirena, segno evidente che le ambulanze devono avere un percorso libero per arrivare all'ospedale. Assolutamente sì, è chiaro che la presenza del personale dei vigili urbani nell'arco dei giorni, ovviamente se sarà presente, darà continuità a un divieto che deve essere rispettato da tutti quanti noi. Sotto il cartello di divieto di sosta e fermata sarebbe però opportuno cancellare il blu delle strisce, dal momento che l'area in questione non è a pagamento da diverso tempo. A Palermo un ciclista di 77 anni è morto in via Gaetano Daita. Giuseppe Gargano, questo è il nome della vittima, proveniva da via Archimede e ha improvvisamente svoltato in controsenso scontrandosi con un giovane in sella ad uno scooter elettrico. E c'è un aggiornamento sulla notizia che abbiamo dato in apertura, l'inchiesta che coinvolge anche l'ex presidente della regione Cuffaro, il quale insieme ad altri 18 è stato chiesto l'arresto. A diversi indagati, tra cui l'ex presidente Cuffaro, i militari dell'Arma hanno notificato anche un decreto di perquisizione. Cuffaro e Saverio Romano sono coinvolti in un'inchiesta della procura guidata da Maurizio De Lucia su appalti pilotati. Coinvolti anche diversi funzionari pubblici e Vito Raso, autista e uomo di fiducia dell'ex governatore. Cuffaro, presidente attualmente della nuova DC, fu condannato a 7 anni per favoreggiamento alla mafia e ha lasciato il carcere nel 2015 dopo aver scontato 4 anni e 11 mesi grazie all'indulto di 1 anno per i reati non ostativi e lo sconto per buona condotta. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo fra poco con altre notizie. Sulle orme di Jannik Sinner è scattato il torneo Città di San Gregorio, una quindicina i tennisti siciliani in cerca di gloria. Tonino De Mana.
Il magnifico suono della pallina, la terra rossa dei campi, il verde attorno e la voglia di emergere, cavalcando l'onda di un movimento tennistico che viaggia sulle ali di Yannick Sinner. Sicuramente Sinner influisce, però il movimento è in crescita perché anche Sinner è frutto di un sistema cominciato 20 anni fa. C'è tutto questo per l'edizione numero 3 del torneo internazionale Città di San Gregorio, Monteremi 30.000 euro, ospitato al Tennis School Monte Catira. Un calendario ricco con 2 tornei di singolare e 2 di doppio maschile in programma fino al 16 novembre e in cui spicca la partecipazione di almeno 15 tennisti siciliani. Non è soltanto un torneo internazionale o 2, ma è un progetto sportivo che prevede anche lo svolgimento di un progetto scuola che servirà ad assegnare delle borse di studio a 2 ragazzi e 2 ragazze. In evidenza già il 14enne Bruno Condorelli che ha superato il primo turno di qualificazione, un torneo motivo di vanto per il movimento e per Nicola D'Agostino. Il grande tennis torna a Catania, siamo ovviamente nel cartellone internazionale, quindi è un buon inizio. Credo che su questa iniziativa che sta crescendo anno dopo anno, infatti i tornei sono adesso 2 settimane consecutive, credo che San Gregorio, Catania, il Circolo Monte Catira stia creando una reputazione nazionale. Ifaeco, il sindaco metropolitano trantino. Un evento non solo di richiamo ma soprattutto che alimenta le buone prassi e che ci auguriamo possano essere sostenute anche da altri ragazzi che vedano in questo torneo l'inizio di una nuova avventura sportiva. A fare gli onori di casa il sindaco di San Gregorio Sgroi. Sport unisce e sport è salute, quindi questi sono momenti che devono essere veramente onorati e dare la massima visibilità affinché si possa raccogliere il risultato desiderato da tutti. Racchette pronte? Lo spettacolo può iniziare. Claudio Baglioni ha conquistato Agrigento con 3 serate sold out al Teatro Pirandello, una voce, un'atmosfera magica e tutta l'emozione del tour. Piano di volo, solo Tris. Sentiamo Davide Sardo. Un pianoforte, una voce che attraversa le generazioni, un teatro che si accende solo di emozione. Claudio Baglioni ha incantato il Pirandello nelle 3 serate agrigentine del tour Piano di volo solo Tris, davanti a un pubblico che ha riempito ogni ordine di posto. 3 ore di pura magia, tra luci calde e intime per un viaggio lungo oltre 50 anni di musica. Nessuna orchestra, nessuna scenografia, solo lui, il pianoforte e la forza delle parole. Un dialogo autentico tra artista e pubblico, dove ogni nota sembrava raccontare una vita. Emozione, silenzi, applausi, il Teatro Pirandello si è trasformato in un'unica voce, sospesa tra ricordi e nuove consapevolezze. Baglioni, con la sua eleganza e la sua intensità, ha ricordato a tutti che la vera musica non ha tempo. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva con il Palermo in cerca di conferme mentre il Catania si rimette al lavoro. Palermo, fiducia e sorrisi dopo la vittoria sul Pescara, la squadra di Inzaghi adesso cerca conferme. Marco Gullà. Se per il Palermo sarà stata la vittoria della svolta, lo scopriremo solamente nelle prossime giornate. Di certo c'è che il successo per 5-0 sul Pescara ha allontanato i venti di crisi. Una prestazione maiuscola contro un avversario comunque inferiore. Occorreranno altre conferme alla squadra di Inzaghi a partire dal match di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia. Il Palermo ha reagito comunque dopo i KO contro Catanzaro e Monza. Perché so come va il calcio, so che per crescere bisogna passare anche da delle sconfitte, si spera sempre il meno possibile, però questi sono ragazzi intelligenti, avevano capito che bisognava tornare a fare quello che eravamo abituati a fare. Pierozzi ha avanzato a centrocampo come nelle prime giornate, la mossa da scacco matto del tecnico Inzaghi. Una risposta importante, soprattutto a noi stessi, perché venivamo da 2 prestazioni così,
è una grande risposta, ci dà una fiducia incredibile per affrontare queste partite del girone d'andata ancora con più fame, sapendo che noi dobbiamo star lì, quindi tanta fiducia e tante cose positive. Da valutare, in vista della trasferta del Menti, le condizioni di Gomez, uscito malconcio dal match di sabato. Il Catania torna al lavoro domani, rossazzurri secondi in graduatoria, a un punto dalla vetta dopo i pareggi di Benevento e Salernitana. Con l'Altamura dovrebbe esserci anche Pieraccini. Sentiamo Marco Carli. Ultime ore di riposo per il Catania dopo un cammino quasi perfetto con 13 punti su 15 ad ottobre. Si riflette anche su quel quasi, visto che poteva essere unplane se a Caserta fossero arrivati 3 punti e soprattutto poteva essere primato solitario, visti i pareggi delle altre big, 0-0 della Salernitana Latina e 1-1 intero del Benevento con il Sorrento. Resettare su tutto, sulle ottime vittorie, 4 di fila e anche sugli ultimi minuti della partita di venerdì. L'ha chiesto Toscano, lo ribadirà alla ripresa, tanto più che i risultati delle avversarie dirette ribadiscono una verità: la difficoltà di un campionato in cui tutti possono frenare. Al di là dell'occasione non concretizzata, il Catania ha dimostrato nel primo tempo una qualità che autorizza a credere e sperare, a partire dalla partita con l'Altamura, per raggiungere quel consolidamento che si chiede in questa fase del torneo. E se l'infortunio di Aloy dovrebbe rendere il giocatore indisponibile per un po', con i pugliesi in attesa degli esami c'è fiducia attorno a Pieraccini, perché sia lui a prendere il posto dello squalificato Ierardi. E se la difesa potrebbe essere rivista con il solo Pieraccini, a centrocampo sono in 3x2 maglie, con Quain in diffida, Di Tacchio e Corbari con 3 gialli. L'alternativa, spendibile soprattutto in casa, potrebbe diventare Jimenez. Intanto la società, oltre a trovare alternative sugli esterni, cercherà a gennaio un ingresso anche in mediana. A Crotone, seconda vittoria consecutiva del Trapani, sconfitto in Campania il Siracusa. Sentiamo Sergio Colosi. Francesco Grandolfo, 49 giorni dopo, torna a segnare nel recupero. Il Trapani condanna il Crotone al terzo KO consecutivo. Dopo il vantaggio del capitano rossoblu Gomez, reazione immediata degli ospiti che raggiungono il pari con un sinistro vincente di Fischnaller. Il Trapani soffre ancora di più nella ripresa dall'ingresso in campo di Piovanello. Galeotti decisivo in più occasioni e all'ultimo minuto di recupero sull'angolo di Canotto Grandolfo realizza il definitivo sorpasso che vale un posto nel centro classifica. Si prova un senso di liberazione e felicità, ma non solo mio, da parte di tutti, perché era una partita in cui credevamo molto e secondo me vincerla in questo modo è veramente bello e lascia un segno positivo. Delle 10 sconfitte in campionato del Siracusa, quella di Giuliano pesa più delle altre, perché contro una diretta concorrente stacca gli azzurri in coda e non dà continuità al successo con il Casarano. Dopo il palo di Lavardera, i campani blindano i 3 punti con Balda e Prado. Il primo gol da professionista di Gudelevicius non cambia la storia di una gara vinta con merito dai campani. E finisce qui questa edizione, vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Emanuela Corsi. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.